questa mattina in Prato della Valle, dove è stato recuperato il corpo senza vita di un giovane straniero poco lontano dalla centralissima piazza Capitaniato, morto un anziano caduto dal balcone di casa. Frode fiscale legata ai bonus edilizi e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Venezia sequestra beni per oltre 20 milioni di euro, 9 gli arrestati, 45 gli indagati. Lo ospitano in casa per trascorrere le vacanze di Natale, ma l'ospite diventa molesto e allora chiamano la polizia. È quanto accaduto ad una coppia di vicentini. Molestie sui luoghi di lavoro nella Marca trevigiana ce ne sono ancora troppe, da cui il protocollo anti-abusi siglato questa mattina a Sant'Artemio, le giovani donne precarie e le categorie più a rischio. Mentre resta acceso il confronto a distanza tra Tosi e Zaia sul terzo mandato, il coordinatore azzurro ribadisce la richiesta di un assessore di Forza Italia all'interno della giunta e Donazzani gli dà ragione. In Consiglio regionale le opposizioni bocciano senza appello la legge di bilancio. Secondo i consiglieri la manovra non affronta i grandi problemi che affliggono i veneti. L'annuncio del Ministero stamattina: Treviso tra le 10 città italiane finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2026, la proclamazione della vincitrice entro il 29 marzo 2024. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la cronaca con lo shock questa mattina a Padova per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane straniero. Il corpo senza vita è riaffiorato dalle acque fredde e melmose della canaletta che circonda Prato della Valle. È un 25enne del Ghana, l'uomo ritrovato cadavere questa mattina in pieno centro a Padova. L'allarme è stato dato da un passante che stava passeggiando vicino all'isola Memmia verso le 7:40. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza. Il pubblico ministero ha comunque disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Potrebbe trattarsi di un suicidio o forse l'ipotesi più probabile è che il giovane straniero sia accidentalmente caduto nella canaletta che circonda l'isola Memmia per colpa di un malore o di una distrazione. La morte risale alla notte, quando le temperature scendono sotto lo zero. Per fare chiarezza verranno acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Il 25enne ghanese era in Italia da anni, aveva un permesso di soggiorno regolare e non aveva precedenti penali. E sempre questa mattina in pieno centro a Padova un anziano è morto cadendo dal balcone di un'abitazione in via Patriarcato, vietta laterale della centralissima piazza Capitaniato. L'allarme è stato dato dai tanti passanti che stavano passeggiando tra i banchi del mercatino natalizio e che hanno notato il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto i medici del 118 e la polizia che ha constatato il decesso. La pista più probabile è che si tratti di un gesto volontario. E adesso una notizia che leggiamo dal sito del Gazzettino di questo maxi incidente in A4 all'altezza di Cessalto, coinvolti 5 tir, volata via la cabina di un camion, chiusure in corso e traffico in tilt. Poco dopo le 17 di oggi si è verificato un incidente al chilometro 435 dell'autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stilo di Livenza in direzione Trieste. Nello schianto sono rimasti coinvolti 5 mezzi pesanti e questo è dunque l'incidente che si è verificato in A4 in quel punto maledetto dell'autostrada. E un altro incidente mortale si è verificato oggi nel Veronese, dove un 84enne è morto dopo essersi scontrato con la sua auto contro un furgone. L'anziano probabilmente è stato colto da malore e ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro un mezzo che veniva dal senso opposto. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura di Padova, ha sequestrato circa 20 milioni di euro e arrestato 9 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 20 milioni di euro ed eseguito 9 arresti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Padova ed eseguita dai finanzieri della Compagnia di Milano. Contestualmente, con la collaborazione di reparti delle Fiamme Gialle di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo e altre province italiane, sono state effettuate circa 50 perquisizioni locali e personali.
Partite dall'ipotesi di frode fiscale e contributiva, le indagini si sono ampliate inglobando la truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi, nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti con la collaborazione di criminalità locale e soggetti di origine sinica. Gli arrestati sono un cittadino cinese residente in provincia di Padova, ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che mediante fatture per operazioni inesistenti scambiate tra società con sedi in Europa e in Cina avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato. Gli altri arrestati sono invece tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia, alcuni dei quali con precedenti per reati di natura economico-finanziaria ed in un caso un commercialista con una condanna per aver favorito una cosca 'ndranghetista. A Vicenza, dove una coppia ospita un connazionale per le vacanze di Natale, ma l'uomo diventa molesto e sono costretti a chiamare la polizia. Lo avevano ospitato nella loro abitazione di Vicenza per trascorrere insieme il periodo natalizio, ma dopo qualche giorno sono sorti problemi di convivenza, tanto che per allontanare l'ospite non più gradito hanno dovuto chiedere l'intervento della Polizia di Stato. È la storia di due coniugi serbi che hanno accolto per il Natale un loro amico proveniente dall'estero. L'idea era quella di trascorrere insieme le festività, ma dopo qualche giorno l'ospite ha iniziato ad accampare pretese sugli orari dei pasti, sulla cucina non sempre gradita, importunando i padroni di casa anche con gli orari di rientro in abitazione a notte fonda, mentre i due vicentini erano costretti ad alzarsi presto al mattino per andare a lavoro. E così, dopo l'ennesimo litigio, i proprietari di casa, registrando il rifiuto dell'ospite prima a cambiare atteggiamento e poi ad andarsene di casa, hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti intervenuti non hanno potuto far altro che evidenziare come la decisione dei proprietari non fosse in alcun modo discutibile, visto che si trattava di un'ospitalità data a titolo gratuito e per pura cortesia, senza alcun contratto tra le parti. A quel punto l'ospite ha spontaneamente deciso di andarsene per trascorrere il Natale altrove. Molestie sui luoghi di lavoro, a Treviso ha sottoscritto un protocollo anti-abusi. I casi più recenti che sono capitati, di cui io sono a conoscenza, sono stato interessato, diciamo così, indirettamente, sono proprio casi di palpeggiamento, di violenza sessuale nei confronti spesso di giovani donne, spesso con contratti di somministrazione, spesso anche soggetti a ricatti da parte di chi ha ruoli di rilievo e che in qualche modo approfitta di queste condizioni. Giovani lavoratrici precarie, ma non soltanto, sono loro le vittime principali di un fenomeno che sembra non conoscere crisi, le molestie sui luoghi di lavoro. La fotografia dei sindacati è puntuale quanto inquietante. C'è un sommerso soprattutto nelle realtà piccole, perché c'è vergogna da parte di chi subisce le molestie e soprattutto c'è silenzio attorno, perché in una realtà piccola è ovvio che chi denuncia rischia poi di essere la vittima e rischia di non avere soluzioni alla sua denuncia. Dignità personale e diritto al lavoro sono queste le dimensioni intaccate. In alcuni casi a entrare in azione è la consigliera provinciale di parità. Dall'inizio del 2023 ho ricevuto complessivamente una ventina di richieste di aiuto. Molestie sessuali e verbali, ma anche discriminazioni nei confronti di persone transessuali. Da qui il protocollo operativo siglato al Sant'Artemio tra la consigliera di parità, enti locali, sindacati e associazioni di categoria della Marca, nessuno escluso. Si tratta di entrare nei luoghi di lavoro con corsi e iniziative per guardare in faccia il problema in tutte le sue sfaccettature. E le molestie psicologiche, quelle sono distruttive nelle persone. Sono praticamente delle vessazioni sottili, delle minacce oppure degli atteggiamenti nei confronti dei dipendenti o anche tra colleghi che portano psicologicamente a perdere proprio le difese anche come persona. Io credo che comunque fare rete per questo motivo bisogna farla sempre, bisogna soprattutto sensibilizzare tutte le persone e tutti gli enti che sono vicini a noi. Mai arrendersi, appunto, mai piegare la testa, essere come quello slogan che c'è in pubblicità e dice io valgo, e quindi essere determinate. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta subito con un aggiornamento sull'incidente accaduto in A4 all'altezza di Cessalto. Il bilancio è di un morto e un ferito gravissimo. Vola via la cabina di un camion, 4 i tir coinvolti in un tamponamento a catena lungo la A4. Siamo alla politica, resta sempre acceso il dibattito a distanza tra Tosi e Zaia sul terzo mandato. Intanto il coordinatore azzurro ribadisce la richiesta di un assessore regionale di Forza Italia. La cosa che potrebbe accadere, se come dovrebbe essere entro qualche settimana almeno un assessore regionale di Forza Italia della Lega passerà e verrà con noi in Forza Italia, e ripeto, i nomi che avete fatto sono assolutamente benvenuti, penso che Zaia non revocherà l'assessore per il fatto che non è più della Lega ma è di Forza Italia. Già lo scorso 8 dicembre, in occasione dell'ufficializzazione al Caffè Pedrocchi del passaggio di Fabrizio Borona a Forza Italia, Flavio Tosi aveva avanzato l'auspicio, che suonava come una richiesta, di avere un proprio assessore all'interno della giunta regionale, concetto nuovamente ribadito dal coordinatore azzurro. Si andrebbe a sanare quella anomalia che vede Forza Italia fuori dalla giunta regionale, senza nessuna presidenza di commissione. Un allargamento della maggioranza che non dispiace nemmeno all'attuale assessore di Fratelli d'Italia, Elena Donazzanna. In una coalizione si debba anche tenere molto conto delle minoranze interne, perché è lì che tieni la forza della coalizione. Però sono, voglio dire, letture. L'ultima elezione del presidente Zaia avrebbe potuto anche lasciare fuori me, un esponente di Fratelli d'Italia. La coalizione si rafforza quando tu la tieni, la coalizione. E non sarebbe più un segreto nemmeno il nome del possibile assessore che potrebbe lasciare il carroccio per Forza Italia. Mi tocca fare indovina chi, ma diciamo quell'assessore che potrebbe... ha i capelli o no almeno? Sono ridotto è come così. È come metterci la firma. L'unico che li ha è quello che l'altro giorno era con Tajani, no? Seduto in prima fila. Beh, insomma, abbiamo presente tutti il fatto che l'assessore regionale Bottacin, che è un amico da 30 anni, sia venuto alla riunione pubblica indetta da Forza Italia. Dunque ancora poche settimane per capire se gli azzurri potranno avere un loro rappresentante all'interno della giunta regionale. Nel frattempo, per Flavio Tosi all'orizzonte potrebbe esserci una candidatura alle prossime europee. Se Antonio Tajani ritenesse che sottoscritto può dare una mano a Forza Italia a raccogliere consensi in Veneto e Nord-Est, mi metto a disposizione. Abbiamo anche chiacchierato del fatto che potrei candidarmi io, ripeto, è una chiacchierata informale. Intanto in Consiglio regionale le opposizioni bocciano senza appello la legge di bilancio. Qui manca la visione, qui non si affrontano quelli che sono i temi reali che negli ultimi mesi, anni, sono emersi. Un'inflazione galoppante, una situazione mondiale che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese. Il periodo non è dei più facili neanche per una regione economicamente forte come il Veneto. Eppure la legge di bilancio presentata a Palazzo Ferrofini dalla giunta Zaia, secondo le opposizioni, non affronta i problemi dei cittadini, riducendosi per certi versi ad un mero esercizio contabile che manca di prospettiva politica e non dà risposte alle emergenze che si vivono in regione. L'emergenza sanità e sociale, l'emergenza dell'assenza di piani industriali per l'agricoltura e per rispondere all'emergenza siccità e le emergenze ambientali. E abbiamo richiesto che, così come il presidente Zaia indebita la regione del Veneto per le Olimpiadi con 85 milioni di debito, così faccia per investire in veri servizi e in una vera eredità per i veneti di oggi e del futuro. E a proposito di spese per le Olimpiadi, le opposizioni hanno approfittato della presenza in aula di Luca Zaia per consegnargli un singolare regalo di Natale. Gli abbiamo regalato una slitta perché sembra avere una grandissima passione per il bob, skeleton e slittino, e quindi ecco, ho ritenuto fosse opportuno dargli questo piccolo regalo perché possa, diciamo così, accontentarsi di giocare con questo e di lasciare stare la pista di bob a Cortina. La manovra, peraltro, secondo le opposizioni, non gode neanche di particolare entusiasmo da parte dei consiglieri che la votano. La stessa maggioranza in questo bilancio non può fare emendamenti, cosa che trovo assolutamente insensata, in quanto è lo stesso Consiglio regionale ad approvare il bilancio della Regione, quindi è una maggioranza anche su questo divisa. Non possiamo far finta che in questi 14 anni il mondo non sia cambiato e che il Veneto abbia bisogno di una nuova narrazione
per stare al passo con l'ambiente, con i giovani, con le nuove politiche sociali, con la sanità e con tutto il tema della legalità. Treviso è tra le 10 città finaliste per il titolo di capitale italiana della cultura 2026. Ho già detto alla mia squadra, testa bassa a lavorare, perché essere in finale non significa aver vinto. Noi ci poniamo sempre obiettivi ambiziosi. Non abbiamo ancora vinto nulla, dice il sindaco Mario Conte, ma ritrovarsi tra le 10 città italiane finaliste per il titolo di capitale della cultura 2026 è già di per sé un successo. L'annuncio in mattinata direttamente dal Ministero, che ha pubblicato la selezione della giuria. Treviso, con il dossier I sensi della cultura, è dunque nella decina finale insieme a realtà di pregio come Alba, Gaeta, L'Aquila, i comuni della Val di Chiana, Rimini, Maratea e ancora Agnone, Latina e Lucera. Credo che questa soddisfazione di essere entrati in finale debba diventare uno spunto per creare una sorta di stati generali della cultura trevigiana, proprio per far sì che questo sia un motivo di approfondimento, di crescita, di condivisione, di far squadra, con l'obiettivo certamente di vincere, però già arrivare tra le prime 10 con delle escluse anche importanti. Penso che per esempio Lucca non è riuscita a entrare nelle prime 10 sia davvero un motivo di soddisfazione. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità, ribadisce Conte. Gli stati generali che invoca il sindaco sono una chiamata a compattare le fila nei prossimi 3 mesi, quelli decisivi. Il 5 marzo c'è l'audizione a Roma che il sottoscritto insieme a una delegazione dovrà andare ad illustrare il dossier, che è un dossier davvero molto bello, completo, che parla di arte, bellezza, musica, di luoghi, di sostenibilità, di ambiente. Insomma, è un dossier particolare che richiama i sensi umani declinati nella cultura. La proclamazione della capitale della cultura 2026 avverrà invece entro il 29 marzo. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, tempo dunque in via di miglioramento. Il dettaglio di giovedì 14 dicembre. Sul Veneto inizialmente avremo nubi basse e nebbie diffuse, ma nuvolosità in diminuzione con il passare delle ore. Non sono escluse maggiori schiarite dal pomeriggio, specie sui monti. Di sera ancora riduzioni della visibilità. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino saranno possibili delle foschie, ma come ci mostra la grafica saranno in sollevamento a seguire e prevarrà il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità residua al mattino, poi ampio soleggiamento. Temperature minime tra 3 e meno 3 gradi, massime sui 4-9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.